Ciao ragazzi, sono le ore 4:48, sentite la mia voce che è dall'oltretomba, la sentirete particolarmente grave, non riuscivo a dormire, che c'avevo il vicino che c'ha tipo 7 cani in giardino che continuavano ad abbaiare, ad abbaiare, ad abbaiare e a un certo punto sono uscito impazzito, sembravo veramente il peggior serial killer, io non lo so, fanno tutti animalisti, amano i cani, poi vabbè. Detto ciò, andiamo a noi, parliamo di scacchi che è meglio. Io ho detto, io non ho sonno, c'ho l'adrenalina, l'arrabbiatura dentro e quindi faccio qualcosa, faccio qualche partita a scacchi, guardo qualcosa. Quindi ho detto, perché no? Condividere questo momento di estrema angoscia e veramente adrenalina. Cioè ragazzi, è 2 notti, 2 notti. Ok, questo canale sta diventando anche un supporto psicologico gratuito per me. Detto ciò, andiamo. Allora, andiamo su guarda. Faccio fatica a connettere, probabilmente non vedrò nulla di nulla, però è anche interessante, no? Andiamo una partita che è cominciata da poco, che dite? Questa sembra cominciata da poco, 2003 contro un 2160. Ricordiamo che questi punteggi sull'ICS sono leggermente gonfiati rispetto alla realtà. C'è chi dice di 150 punti, chi di 200, chi di 300. Comunque tutti concordiamo dal fatto che siano pompati. 10 minuti. Che apertura è? La rivediamo dall'inizio, visto che siamo arrivati a metà. Difesa Philidor. Pensavo che non andasse più di moda. Cioè, non è oggettivamente la miglior difesa che possa giocare il nero, però probabilmente, scusate, probabilmente se il nero la gioca avrà qualche asso nella manica. Quindi stiamo a vedere cosa si inventa il nero. Il bianco giustamente vuole arroccare tranquillo senza prendersi troppi rischi. E non sapevo, oddio, poi la studio, non sapevo che nella Philidor la spinta del pedone C6 è tematica. Non ne ho idea, veramente, non so come funzioni questa difesa, che come potete immaginare e vedere ad alti livelli non viene giocata. Ok, H6. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, io immagino la cosa più bella di tutte, sapete cos'è? Cosa è successo questa notte? È che nessuno parlava, nessuno fiatava, cioè ci sono anche altri vicini, tutti zitti, soprattutto quelli che erano proprio attaccati con la casa, da questo qui che aveva i cani impazziti tutta la notte, non dicevo niente. Boh, io non so la gente come fa a vivere con da pecore, veramente da pecore, una roba che non posso capire. Sono uscito gridando all'impazzata. Ho solo suonato il citofono e dopo varie imprecazioni è uscita una voce femminile. Faccio, ah, ma allora c'è qualcuno in questa dannata casa. Sì, ma i cani non sono miei. Che cosa vuol dire? Potrei essere la fidanzata, il proprietario, può essere chi vuoi, ma fai qualcosa, cioè non è che mi devo sorbire io. Fa, stavo dormendo, mi fa, perché io no? Anch'io vorrei cercare di dormire. Le comiche, ti giuro, ci voleva un video, cazzarola, è stato troppo, troppo interessante. E per fortuna che, bene o male, io lavorando da casa, se domani mattina, se adesso appunto sto sveglio e faccio video e domani mattina dormo, non è gravissima per me la situazione, ma per chi si deve svegliare e essere in ufficio alle 9 o al lavoro comunque presto, chi fa i turni di notte, ragazzi, non è che il sonno è importante. Detto ciò, questa partita non mi sta entusiasmando per nulla, non sta succedendo nulla, non posso commentare nulla. Allora, qui ci sono questi due pedoni bloccati, questi due alfieri affiancati. Stanno sempre bene gli alfieri messi vicini perché controllano grandi parti della scacchiera. Il cavallo, ahimè, non ha ingressi, quindi prima o poi questo cavallo dovrà essere rimanovrato perché è inutile tenere un cavallo in C3 che non può entrare. Idem per questo cavallo che fa pressione su questo punto, ma nulla di eccezionale. Quindi bisogna trovare assolutamente un piano di gioco. Bisogna trovare un piano di gioco che potrebbe essere. Che brutta questa donna che non ha spazio, eh? È difficile.
Ah, bisogna trovare un piano di gioco. Un piano di gioco bisogna trovare. Si fa fatica. L'ultima sua mossa è stata la cattura del pedone. Allora, probabilmente cavallo di 2, cavallo C4 con l'idea di andare in D6 potrebbe essere interessante. Un po' lenta, però potrebbe essere interessante. In futuro si potrà spingere questo pedone F4 e quindi si ha un po' di aggressività, si prende un po' di spazio e si attacca la donna Ragi X. Quindi l'unico piano di gioco che mi viene in mente ora alle 4:54 della mattina è questo. Credo che non ce ne siano altri. Sì, si potrebbe sempre donna di 2 mettere una torre dietro, ma pro di che? Ok, penso che abbia pensato al mio stesso piano, quello di posizionare questo cavallo in C4. Ok, e allora D6 arriva a breve. Sicuramente dopo cavallo C4 non mi piacciono queste spinte del nero, soprattutto perché il suo re non è sicuro. Dato che l'obiettivo è di arrivare a D6, lui toglierà il cavallo, lo metterà in G6 affinché l'alfiere insieme alla donna possa aiutare a controllare la casa in D6. Quindi su questa manovra cavallo C4 arriverà sicuramente il cavallo in G6, dove da G6 ci avrà il supporto per andare in F4. Vediamo se c'è qualche mossa interessante di profilassi. Sì, penso che non ci sia nulla. Allora, magari se si vuole evitare questa avanzata qui, si potrebbe giocare un alfiere H5 subito e si blocca un po' tutta la situazione, ma questo comunque non toglie il fatto che il cavallo possa arrivare qui. O se si vuole giocare di profilassi totale, alfiere H5, il cavallo va in G6 e a questo punto noi giochiamo G6. Che cosa sto dicendo? G3. G3 e tarpiamo un po' tutta la situazione, ma sarebbe un po' giocare veramente troppo di profilassi, quindi ma probabilmente andrei col mio piano. Non so se questo cavallo in F4 potrebbe essere fastidioso, perché poi non puoi giocare G3, perché sennò ti arriva in H3. Uh! Cambio totale di piani, forse per evitare questa, no? Però sì, era per evitare questa. Ok. A4 per evitare un B5 che possa scacciare questo cavallo, ma il problema è che questo cavallo non può comunque andare G3 preventiva per evitare l'entrata di questo cavallo su questo forte punto e sarei anche d'accordo, però adesso credo che possa arrivare H5, H4 per creare delle rotture di scatole. H5, fai vedere se c'è qualcosa, cavallo F3 per attaccare questo punto, alfiere H6, oppure c'è altra roba, quindi non è pericoloso. H5 credo che si possa fare. C'è da dire che il nero però è un po' bloccato, i suoi pezzi non stanno giocando. Quindi portare un attacco quando c'hai dei pezzi che non giocano, questo non sta giocando. Il cavallo adesso sì, potrà supportare le spinte, ma non sta facendo granché. Quindi il nero ha questi pezzi che non giocano e quindi l'attacco sarà sicuramente innocuo. Fossi il bianco, cercherei subito del controgioco. Cercherei del controgioco in qualche modo. Vediamo un po' anche qui cosa ci possiamo inventare. Al cavallo in C4 ad ogni modo credo che stia bene qui, soprattutto grazie a questo supporto del pedone in A4, però poi non si capisce dove può andare. Comunque il cavallo C4 sicuramente sta bene. Alfiere in E7, non dimmi che fai la rocco corto. Non dimmi che fai la rocco corto perché non ci credo, dai, non puoi fare la rocco corto, sei un folle, sei un pazzo. Cioè mi piacerebbe, però saresti veramente un folle. No, ma sul serio stai facendo questo piano? Cioè, sul serio tu stai facendo questo? Dopo, ragazzi, la analizziamo perché questa è veramente interessante come partita. Sul serio stai facendo questo piano? Ora non può arrivare. Non può arrivare. No, cavallo C5 non può arrivare perché ci sarebbe anche B4. Però, cavallo A6. No, forse cavallo C5. Che cosa hai fatto? No. Perché hai fatto questa roba? Non si può catturare perché altrimenti si perde l'alfiere. Mm. Ah, interessante, eh? Purtroppo l'alfiere non ha spazio. Alfiere F3. No, non l'ho capita.
Alfiere F3 proprio non mi piace per nulla. Cioè, il bianco si è preoccupato che il nero gli avrebbe catturato l'alfiere. Il nero non l'avrebbe mai dato quel cavallo devastante per quell'alfiere. Questo, secondo me, è stato un grave errore proprio di concetto. È proprio stato una blanderata. Qui bisognava trovare qualcosa. Il nero non avrebbe mai dato quel cavallo fortissimo per quell'alfiere. Almeno questo è quello che credo. Poi vediamo cosa dice il motore dopo in analisi. Peccato, il nero sta subendo, eh? Scusate, il bianco sta subendo. Nonostante ha 150 punti abbondanti in più, sta subendo. E ora subisce. Credo ancora che l'attacco non sia nulla di che. Che l'attacco non sia nulla di che perché, ripeto, ci sono dei pezzi che ancora non stanno giocando. Il bianco cerca di fare spazio a questo alfiere, quindi dopo un'eventuale cattura il... Ah, ok, forse alfiere F3 ha l'idea di proteggere il re, perché dopo un'eventuale cattura, scacchi frontali, c'è questo alfiere che in qualche modo può parare. Almeno questa è l'unica giustificazione che riesco a dare a quella mossa di alfiere F3. Quindi il cavallo qui serve a dare anche una ritirata a questo alfiere, quindi adesso c'è la minaccia concreta di catturare quel cavallo. Vediamo se il nero è un pazzo che lascia lì quel cavallo o lo toglie. L'ha lasciato lì. Però ha contrattaccato. Ha contrattaccato, però adesso c'è alfiere per, pedone per... no, è interessante il gioco del... Interessante. Cattura. Il bianco crede nel materiale e tra l'altro sulla cattura di pedone seguirà alfiere in D4 dove cavallo E5 è obbligata. Interessante. Questa cattura credo che sia... No, no, perché il bianco riesce a salvarsi. Questa è obbligata. Questa cattura obbligata, attenzione, che qui ci sono reti di matto, perché dopo questa cattura qui, se il bianco non cattura con donna F3, arrivano tipici matti, no? Quindi G per F3, obbligata, perché se fai questa abbiamo visto che il nero riesce a salvare entrambi gli alfieri. Quindi questa obbligata, donna per F3, e a questo punto su pedone per questo alfiere deve andare in... sì, ok, come dicevamo così il bianco riesce a salvare gli alfieri. È vero che questo alfiere andrà forse in H1 e non sta parecchio bene, però noi crediamo nel materiale, potrebbe essere interessante. Quindi la successione di mosse ora da fare è alfiere D4 e poi alfiere H1 e ci siamo. E ci siamo. Sì, direi che ci siamo. Per forza, no? Non puoi inventarti cose strane, perché se fai questa è proprio un autogol pazzesco. Questa, è vero che il suo cavallo si porta in attacco, ma c'è sempre l'inchiodatura, no? Fiera H1, F3. C'è molto attacco sul re, c'è molto attacco sul re. Però, urco, che mossa. Spero che il bianco abbia visto qualcosa che io non ho visto, perché questa mossa mi fa parecchio cioè, non lo so. Adesso arriva questa. Ragazzi, voi avete visto cose che noi non stiamo vedendo? Perché io non sto vedendo... Questa non l'ho capita. Metteva l'alfiere qui. Che cosa succedeva mai? Tu dici che arrivava donna qui. Però dopo la cattura... Non lo so. Questa credo che sia stata una blanderata.
totale, o forse il bianco ne sa più di me e quindi ha capito, ha intravisto. Che brutte queste cose. Che brutte queste cose. Mamma mia. Torniamo indietro di qualche mossa. Eh sì, con questa non c'erano quegli attacchi. Che brutte queste mosse. Il nero non so cosa stia aspettando. Scacco. Rf2, G3 sarà la prossima probabilmente. G3, Re in E2 e perdi anche l'alfiere. Sì, G3, avanzi col pedone. Portare questo alfiere qui, non so. Però sì, forse anche l'alfiere qui, così scolleghi la donna. Sì, anche l'alfiere è buono. Re in E2. E ci starebbe anche una tamarrissima G per... No, niente, scherzavo. Donna per... Si potrebbe provare questa. Si guadagna qualche secondo se hanno l'incremento. No, non hanno l'incremento. Ok, ripetizione di mosse, si ritorna qui e si ritorna qui di nuovo con l'alfiere. O a meno che, dopo che il re è tornato qui, c'è la spinta di pedone. Ok, il re è più centralizzato che mai. Possono arrivare anche gli scacchi di cavallo, quindi portiamo tutti i pezzi all'attacco. E questo re è veramente ora... Sul re qui ti arriva anche lo scacco. Il re è al centro scacchiera. Signori, il re è al centro della scacchiera. Beh, credo che adesso si possa prendere questo alfiere. Ottima partita del nero. Dato da una difesa scarsa del bianco che si è fatto intimidire. Bianco veramente... Abbiamo capito che la difesa Philidor ha qualche chance. Il nero non cattura questo alfiere perché arriva il matto, o peggio ancora, queste robe qui. Il bianco non demorde, decide di dare un altro pezzo, perché ora questo cade, re al centro. Mamma mia, bella partita. Era noiosa all'inizio, siamo solo alla 23esima mossa, era noiosa all'inizio ma è diventata veramente, veramente interessante. Ok. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Vabbè, fai questa, ti arriva a torre di 8. Ok, peggio. Peggio ancora. Cattu... Non so se avrei arroccato lungo. Il re secondo me stava abbastanza bene qui al centro. Forse c'è qualche chance di attacco con questa arroccata qui. Ma il re stava bene lì. Stava bene in E8. Magari dai qualche speranza al bianco. Minima, ma qualche speranza gliela dai. Ok, scacco di scoperta, obbligata alla cattura. Forse arriva il matto semplicemente. F5, scacco matto. Scacco matto. F5. Yes. Partita finita. Bella partita del nero. Allora, le esaminiamo un attimo dall'inizio, perché purtroppo il bianco non si è difeso bene. Allora, qui dice il computer di giocare C4. Non l'avrei detto. Avevi giocato la seconda, alfiere C4, l'hai giocato. Ok, uno sviluppo tranquillo del bianco. Va bene. G3 consigliata dal motore, non l'avrei mai fatta. Ok, cattura, cavallo di 2 e ci siamo. E qui bisogna continuare il piano, no? Come dice il motore, cavallo C4, ok, un po' indeciso tra A4 e cavallo C4 per sostenere il cavallo. Van bene entrambe, il bianco ha giocato A4, appunto segue cavallo G6 e ora
sempre cavallo C4 o anche A5. Ecco, G3 purtroppo forse è stata un po' troppo prevenuta, però sì, diciamo che quando il tuo avversario fa queste avanzate qui, quando tu muovi i tuoi pedoni dell'arrocco non fai altro che andare incontro un po' al tuo avversario, no? Però in effetti spaventava anche a me questa entrata di cavallo. A5 e qui dice alfiere in G4, quindi anche il computer avrebbe tolto questo alfiere. Questo alfiere che controlla le case chiare, giustamente. Pensa a te, io forse non l'avrei tolto, avrei continuato il piano sì appunto cavallo C4, la seconda consigliata dal motore. Alfiere in G4, sì, devo dire che anche l'alfiere G4 è molto buona. Molto buona, e su H5 alfiere F5. Sì, molto buona. Alfiere F3, qui seguono una serie di manovre poco chiare. Cattura. Qui sì, ha deciso di catturare, cattura, e ora alfiere di 4 tutta la vita, era l'unica giusta, il nero invece gioca alfiere per F4 e passa da un più 0,6 a un meno 3, a un meno 4,7, e ora la partita è facile per il bianco, per il nero, mamma mia non ce la faccio, qui è la fine. Qui è la fine, arriva la rincorsa. Oh, devo dire che in questa manovra qui non ne ha sbagliato un colpo il nero, alfiere F4, cavallo in E5, qui dice subito di catturare. Mamma mia, è stato veramente audace, non ha sbagliato un colpo. Ecco, questo arrocco lungo, sì, non è stata la mossa migliore, ma il vantaggio del nero era così tanto che alla fine la partita bella, bella, bella. Bene, io non credo che tornerò a dormire, sono ancora un po' scosso, penso che mi verrà poi sonno oggi pomeriggio. Va bene ragazzi, vi auguro una buona giornata, ciao.